Buongiorno e buona domenica, oggi è il 22 novembre, abbiamo molte cose di cui parlare, poi torniamo anche sulla questione di Crisanti, che vedo che ieri è stata un po' mal interpretato da alcuni per quanto riguarda lo sfogo, nel fatto di aver anche esibito qualche preoccupazione che magari un po' tutti noi abbiamo. Lo ripeto ancora una volta, fu il primo forse a chiedere a Rigoli ancora prima dell'estate: scusi, ma siamo sicuri che ci possiamo fidare del vaccino? Perché poi da uomo della strada magari diciamo non hanno fatto un po' troppo in fretta. E Rigoli ci spiegò molto bene, lo pubblicai allora sulla pagina e mi pare anche sul sito ferdinandavarino.it, quello che rispose alla domanda: verrà fatto con tutti i crismi questo vaccino? E giustamente lui, così come Palù, poi su questo sono stati molto chiari: un vaccino non può passare tutte le autocertificazioni che sono rigidissime se non risponde a tutti questi dettami, ma dopo ci torniamo. Le aperture, la tribuna, Covid, vaccino per 1 su 3, i dati che poi ha diffuso ieri mattina Luca Zaia per quanto riguarda l'arrivo di 1,8 milioni di dosi da gennaio. Zaia proroga le restrizioni fino al 3 dicembre, ora ne parliamo. Guardate il primario di oncologia all'ospedale Ca' Foncello Treviso, Favaretto: cancro, centinaia di diagnosi saltate per paura del virus. Questi sono i problemi poi di cui parliamo spesso, che no, qualcuno aveva dato anche le cifre di aumento del 10% tra infarti, e numeri che non possiamo verificare proprio perché c'è paura di recarsi negli ospedali, paura di verificare determinate cose, quindi c'è tutta una fascia silente di persone che soffrono, che non hanno voce in questo momento. Poi questo per quanto riguarda la tribuna, il gruppo Gedi. Poi andiamo a cos'è questo, il Gazzettino, perché Zaia ieri ha annunciato di prorogare appunto l'ordinanza che scadeva nelle prossime ore, e come forse avevamo anticipato appunto sta pensando a un'altra eventuale ordinanza, proprio perché dal Ministero della Salute dicono: bene, restate giallo plus, anche se non vi beccate i ristori. Questa è la fregatura che abbiamo già molte volte detto e confermata anche dal sottosegretario Baretta. Bene, siete gialli plus, ma ci vuole qualche altra restrizione comunque in più. Eccolo qua, il Gazzettino titola proprio questo: Veneto, i ristori non ci sono. Poi vedete questa notizia molto bella di Zanardi che è tornato a casa. Alex è trasferito a Padova, purtroppo in questo momento non è in queste condizioni, è ancora dormiente, però è all'ospedale di Padova, ricoverato in neurochirurgia, quindi più vicino alla sua residenza, e speriamo, appunto, dice il direttore generale, faremo di tutto per risvegliarlo. Zaia: l'emergenza non è finita, le terapie intensive sono a quota 300. Poi in realtà il bollettino ieri sera dava ancora 291, ma al di là di questo, ieri in tutta Italia sono cresciute soltanto di 10 le terapie intensive. Forse non c'è abbastanza rilievo questo dato, che è davvero molto importante, ed ecco qua la fregatura del ristori ter. Il Veneto che non c'è, Baretta apre alle città d'arte, perché c'è anche questo dato: Venezia è vuota, lo sappiamo benissimo. Quanti hanno chiuso anche in piazza San Marco? Quanti rischiano il fallimento? Dicono il 26% dei locali, lo dice la FIPE. 460.000 imprese fanno sapere invece dal mondo dell'impresa. Cioè sono rischi pazzeschi per l'economia, questo ormai è abbastanza evidente a tutti. Cosa resta adesso? Il Corriere del Veneto, ve lo faccio vedere. Intanto oggi è il giorno dell'ordinanza invece di Massimiliano Fedriga. Tra l'altro questa sera saremo in diretta su Tele4 a partire dalle 19:30. Speriamo appunto di avere anche il governatore Massimiliano Fedriga, perché dovrebbe arrivare in giornata questa famosa ordinanza che dice: sì, restiamo arancioni perché il governo ci ha lasciato arancioni, ma ci saranno delle zone rosse, e si vocifera appunto di questi 13 comuni. Vi ho anticipato ieri un po' quali fossero o quali possibili siano le aree della parte più isontina e friulana, però insomma oggi arriverà questa ordinanza, quindi all'interno della terra arancione ci saranno alcune zone rosse. Test rapidi in 500 farmacie, anche questa è una notizia molto importante, cioè su chi si aggiunge anche in questa attività di screening e per quanto riguarda la ricerca del virus, quindi anche le farmacie potrebbero rientrare in questo aspetto.
Guarda, qui c'è Andrea Crisanti, ne parliamo dopo. Priante del Corriere del Veneto che fa una bella intervista, padre e figlio che testano il siero, cioè il vaccino. I dubbi di Crisanti, la paura, nessuna paura, la scienza ci salverà. Forse non si è capito che non è che io sia perché si devono vaccinare o meno, cioè, ho detto una cosa completamente diversa, che francamente da un uomo di scienza non mi aspetto che dica una cosa di questo tipo, perché o non è informato, o non ha studiato, o non ha fiducia, o non gli piace, allora non gli deve piacere nemmeno Bill Gates, parliamone, allora, non crede nel mondo che lui rappresenta, perché Rigoli, Palù e così molti altri, il comitato tecnico scientifico ha pensato di denunciare per procurato allarme Crisanti. Poi che dica quello che vuole, non c'entra niente, se vuole deve esprimere il suo pensiero, ma è un paradosso, possiamo dirlo. Cioè, allora cosa ha fatto? Io che non ne conosco nulla, che non ne so nulla, che non sono Novax, che non sono perché il vaccino sia obbligatorio, cioè quindi stiamo a questi ragionamenti qui, dico soltanto non mi aspetto da Crisanti che forse in questa bulimia di intervento e voglia di dichiarare sempre la dichiaratite che ci avrà, così lui come molti altri mi segnalano anche Burioni, ma chi se ne frega, va bene, evidentemente dice una cosa che va contro il suo stesso mondo. Allora perché agisce da populista e non da scienziato? Questa è la domanda, e si lega delle cose, come avevo detto, semplicemente tutto il mondo sta cercando quel vaccino. È molto semplice che forse tutto il mondo paralizzato dal virus cinese, tutto il mondo evidentemente avrà concentrato le proprie energie. Non è molto difficile, tant'è che ricevuti finanziamenti miliardari certamente per riuscire a trovare il vaccino si sono accelerate alcune fasi che di solito si fanno in un tempo più lungo, ma non significa che si fanno male. Si è fatto la fase 1 insieme alla fase 2 perché il rischio di impresa evidentemente era meno anche per le case farmaceutiche, e tutti i dettami, ripeto, che dovevano essere rispettati si sono rispettati. Poi non è il mio mondo, non ne capisco, semplicemente penso che da uno che rappresenta quel mondo lì il procurato allarme non sia proprio, diciamo, la sublimazione dei propri studi. Quello che è vero però forse è quanto ha detto Luca Zaia l'altra mattina, cioè che guardate, obbligatorio o meno, io non sono per l'obbligatorietà, ma l'aveva già detto a Ring lunedì scorso, il vaccino. È vero che probabilmente molti stati metteranno un patentino, quindi gireremo il mondo soltanto se avremo questa certificazione che ci dice: guarda, io il vaccino Covid l'ho fatto e quindi posso andare ovunque. E allora sarà quasi una conseguenza a cascata di chi vorrà girare o meno. Dove siamo arrivati? Poi vabbè, ci sono alcune cose un po', nel caso Morra l'avete sentito, quelle parole orrende su Iole Santelli, che è stata votata anche se i calabresi sapevano che aveva un tumore. Giustamente oggi risponde: ecco l'emergenza, l'abbiamo visto sul Corriere, cos'era, la tribuna di Un Mondo che oggi non ha voce. Quante persone purtroppo sono malate, lavorano e continuano a lavorare. Cosa vuol dire, Morra, queste parole orripilanti? Oggi dice che praticamente chi è contro la mafia viene messo a tacere e diffamato. Cioè, no, hai detto una puttanata, e questa è la verità, caro Morra. Dopodiché che la Rai censuri l'intervista a Morra è altrettanto una cosa vergognosa, se così è andata come scrivono appunto i giornali. Salvini si ricorda di Berlusconi soltanto nel momento in cui Berlusconi, come vedete, lancia, diciamo, un salvagente a questo governo, quindi prende almeno una decisione politica da ex leader del centrodestra, che invece oggi dovrebbe essere incarnato, ruolo che dovrebbe essere incarnato da Salvini. Quindi Salvini si accorge di una mossa di Berlusconi, che intelligente, bene, buon, male, quello che volete, non importa, ma è una mossa politica per dire: tanto questi restano o non restano, quello che è, cerchiamo di unire il paese appoggiando anche su delle scelte fondamentali per tutti. E Salvini si rende conto che ci sono anche altri alleati nel centrodestra di cui dovrebbe essere leader, come Meloni e appunto Berlusconi, e propone la federazione, una, secondo me, minchiata col botto. Dopodiché bisogna vedere in che modo la intende. Bene, ci vediamo questa sera alle 19:30 su Tele4 con la diretta. Racconteremo di questa giornata, le zone rosse che appunto emergeranno, collegamenti, ospiti in studio. Appunto aspettiamo anche la conferma della presenza del presidente Massimiliano Federica, che ci racconterà di queste zone rosse. Ciao!